una mamma sia qua in tribunale perché hanno ucciso suo figlio sul lavoro. Devono pagare queste persone, devono pagare, basta! La tensione accumulata soprattutto nelle ultime settimane, forse un po' di delusione per un rinvio al 3 marzo che per quanto nell'aria porta ad allungare i tempi. C'è tutto questo nello sfogo di Monica Michielin all'uscita del Tribunale di Treviso, dove si è aperta l'udienza preliminare con 6 imputati per la morte del figlio, il 23enne Mattia Battistetti. Era il 29 aprile 2021 quando 15 quintali di impalcature lo travolsero in un cantiere di via Magellano a Montebelluna. Sotto accusa c'è il gancio della gru dove il carico era sospeso prima dell'impatto letale. Sarebbe stato usurato, non manutentato, una delle ipotesi. Fuori dall'aula il sit-in di partiti, sindacati, società civile. Dentro, davanti al GUP, 5 le costituzioni di parte civile per un totale di 2 milioni di euro, oltre ai familiari anche quelle di Amnil, l'associazione Chico Mendes, i sindacati CGIL e CISL. È stata un'udienza assolutamente interlocutoria, ce l'aspettavamo. C'erano più costituzioni e quindi bisogna dar modo alle controparti di leggerle e fare le loro eccezioni. Vedremo cosa succederà il 3 marzo. Presente l'amico di Mattia Arben, parte offesa nel processo parallelo per lesioni che sarà unificato a quello principale. Era con lui al momento della tragedia. Parte del carico lo sfiorò sulla spalla. La prognosi fu di 90 giorni, ma la ferita più profonda resta nell'anima. So solo io quello che ho visto là, quel momento là. Ho tutti i ricordi di lui, ogni giorno, ogni sera, che ho visto anche i miei ultimi. L'unica persona che ho visto, quando per esempio, ultimi secondi che ho visto. La famiglia Battistetti si è poi opposta all'archiviazione di 3 posizioni che avrebbero invece avuto un ruolo nella tragica concatenazione di eventi. I 3 sono i due ingegneri che hanno svolto le attività di verifica periodica sulla gru, e il terzo è responsabile della sicurezza di Bordignon. In questo caso sarà nominato un nuovo giudice per evitare una incompatibilità tra il ruolo di GIP e di GUP. Un dettaglio procedurale, anche qui si registra un rinvio. Mi hanno detto che i tempi saranno tempi lunghissimi e che oggi tutto è andato come doveva andare, questo mi ha spiegato il nostro avvocato. Dunque pazienteranno ancora mamma Monica, papà Giuseppe e Anna, la sorella maggiore che a tutti ricorda chi fosse Mattia. Era grande, per me, per i suoi amici, per la famiglia, per i nonni, era proprio un punto di riferimento che era essenziale per qualsiasi cosa, e sia dal punto di vista manuale che dal punto di vista morale era proprio un angelo.